Nella sesta giornata di ritorno del massimo campionato, le ragazze del Bardolino Verona si sbarazzano della temibile Reggiana con un roboante 5-0 e proseguono la corsa in vetta, inseguite sempre ad una lunghezza dalla Torres, vittoriosa di misura sul Monza. A dispetto del rotondo risultato finale, non è stata una gara ricca di emozioni quella disputata al Belvedere, con le gialloblu che hanno il merito di aver saputo trasformare in gol tutte le occasioni create. Il tecnico gialloblu Longega a sorpresa lascia in panchina Capitan Boni, Motta e Stefanelli. Bardolino Verona in vantaggio al primo affondo, è il 10° quando Patrizia Panico incorna alla perfezione il pallone crossato dalla bandierina da Alice Parisi. Non accade praticamente nulla fino al riposo. Nella ripresa del gioco mister Longega effettua 2 sostituzioni, tornando ad uno schieramento più vicino al Bardolino tipo, fuori Ledri e Girelli, dentro Stefanelli e Boni. Per il raddoppio veronese bisogna attendere il 19° della ripresa, quando Venusia Pagliotti rimette in area il pallone allontanato con i pugni dal portiere Granata. Sfera deviata da Tuttino che inganna Vicenzi e si insacca. La Reggiana potrebbe riaprire immediatamente il match, ma la traversa e la respinta sulla linea da parte di Roberta Dadda salvano il Bardolino. Scampato il pericolo, le veronesi mettono a segno il terzo gol con la neoentrata Giorgia Motta, che di prima intenzione trafigge Vicenzi con una precisa palombella. Tutto in discesa il finale di gara, con le giallo-blu ancora in rete al 33°. Pagliotti va via sulla destra, mette in mezzo per la corrente Boni, che non sbaglia davanti alla numero 1 Emiliana. La quinta perla giallo-blu giunge in zona Cesarini e porta la firma di Patrizia Panico, che realizza la doppietta personale consolidando la testa della classifica cannonieri. Il bomber romano controlla e insacca la sfera sull'ennesimo suggerimento di Pagliotti. Tutto come prima in classifica, le veronesi conquistano la 9ª vittoria consecutiva, ma la Torres tiene il passo. Le giornate ancora da disputare ora sono solamente 5 e ci si avvicina ad un finale di campionato che si preannuncia sempre più avvincente.